Magari in città sono temi che possono essere ritenuti meno importanti, però chi vive la montagna e chi vive il confine capisce che questa è una battaglia assolutamente giusta. La stoccata di Luca Ferrazzoli, presidente dell'Unione Montana Valbrenta, è diretta al primo cittadino di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, che con il suo consiglio comunale ha chiuso alla comunicazione e alla propaganda per il referendum sull'autonomia del Veneto, e la ragione della presa di posizione di Ferrazzoli è articolata. Noi siamo assolutamente favorevoli a questo referendum sull'autonomia, anzi lo chiediamo con forza, riteniamo che proprio le zone di confine, quelle che vivono vicino agli amici trentini, si rendano conto di quelle che sono le diversità. Una battaglia, ha spiegato il presidente, che è anche sindaco di Cismon, che deve superare i colori politici e deve diventare la battaglia del territorio. L'autonomia è un valore anche del centro-sinistra e deve essere rivendicato con forza nei momenti in cui questo è possibile. E i costi del referendum, sostiene Ferrazzoli, sono più bassi di quelli ottenuti con i fondi ODI destinati ai comuni di confine, denari ottenuti proprio grazie ai comuni che hanno minacciato di andarsene dal Veneto. Nel Veneto abbiamo ottenuto quasi 40 milioni di euro all'anno dai fondi di confine e questo è evidente che è stato il frutto della pressione dei comuni di confine che hanno fatto il referendum per andare con il Trentino. E quindi l'appello. Io credo che sia opportuno non solo che si faccia il referendum, ma che ci si attivi perché il voto sia più ampio possibile, perché un conto è andare a Roma a trattare con un referendum dall'esito positivo ma fiacco, un conto è andare con un esito positivo consistente.